Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, ben trovati al nostro appuntamento con Auto da Fè. Quest'oggi dedicato a fare il punto, se ce la facciamo, su tre questioni. La prima, il manifesto, qualcuno di voi lo avrà già visto e anche magari letto qualche commento, il manifesto dell'azienda tecnologica americana Palantir su come sarà il futuro tecnologico politico secondo questa importante azienda. Punto 2, la sanità e l'applicazione a proposito dell'intelligenza intelligenza artificiale che è al centro anche del manifesto dell'azienda Palantir e c'era un bell'articolo che è comparso sul Financial Times che invece ci riporta a Milano. La crisi abitativa di Milano è più grave di quella di Londra, scrive il Financial Times. Andiamo con ordine. Vi segnalo un paio di articoli, giusto a titolo esemplificativo. Il foglio.it ha dato molto spazio a questo manifesto in 22 punti della Repubblica Tecnologica di Palantir. Anche Pierluigi Pisa su Repubblica se ne è occupato e l'ha chiamata proprio così, anche Repubblica, la Repubblica Tecnologica di Palantir che mobilita la Silicon Valley. Il colosso della tecnologia attivo nel supporto alla difesa e all'intelligence degli Stati Uniti ha pubblicato sui social, poi lo vediamo, un manifesto in 22 punti e ricorda Pierluigi Pisa appunto su Repubblica che Palantir è un'azienda che ormai ha 23 anni, è stata Palantir Technologies, è stata fondata nel 2003 da Peter Thiel, Alex Karp e altri tre soci. Prende il nome dalle pietre veggenti di Tolkien, i Palantiri, al singolare appunto Palantir, pietre veggenti, pietre vedenti, sono manufatti dell'universo immaginario creato dallo scrittore inglese Tolkien. Sono 7 gemme sferiche create dagli Elfi e portate prima a Numenor e infine nella Terra di Mezzo. Il genere del termine Palantir nella traduzione italiana varia a seconda del libro, in alcune edizioni è maschile, in altre è femminile. Il loro nome significa coloro che sorvegliano da lontano. Il Palantir è una pietra all'apparenza di una sfera di cristallo che permette a chi la osserva di comunicare anche a grande distanza con chiunque stia a sua volta osservandone un'altra dello stesso tipo. È estremamente resistente, uno di essi rimane intatto dopo essere caduto dalla torre di Hortan che aver spaccato la pietra alla base. Comunque, coloro che sorvegliano da lontano, sorveglianza è il concetto. Comunque, tornando a Palantir, quotata al New York Stock Exchange, alla borsa statunitense dal settembre 2020, l'azienda Palantir vale oggi circa 350 miliardi di dollari di capitalizzazione. È uno dei fornitori più importanti di software di analisi dati e intelligenza artificiale per agenzie governative, intelligence, difesa, polizia. Tra i clienti, l'esercito degli Stati Uniti, l'AIS, l'Agenzia federale per l'immigrazione, la Polizia di New York e vari governi alleati. Non è dunque un'azienda qualsiasi, scrive su Repubblica Pierluigi Pisa, Palantir, che esprime un'opinione su X. Ha pubblicato Palantir questo manifesto in 22 punti su X, appunto. Palantir è un attore centrale dell'apparato di sicurezza occidentale. Questi 22 punti del manifesto coincidono con le linee di business che portano ricavi all'azienda. Nel bilancio annuale 2025 di Palantir si legge che il 54% dei ricavi proviene da clienti governativi e il 74% dagli Stati Uniti. Il fondatore, lo conoscerete senz'altro, l'avrete visto, è Peter Thiel, miliardario, libertario, tra virgolette, anche se le definizioni sono sempre approssimative, storico sostenitore di J.D. Vance e Donald Trump, una delle figure più influenti della cosiddetta destra tech americana. L'altro fondatore, Alex Karp, ha un profilo diverso, nato a New York nel 1967 da padre ebreo e madre afroamericana, dottorato in filosofia a Francoforte sotto la guida di un allievo di Jürgen Habermas, si è definito più volte progressista e ha dichiarato di aver votato per Kamala Harris nel 2024. Karp non ama Trump, ma sogna comunque un'America più muscolare, più forte, per così dire. Allora, il manifesto lo trovate, se volete, su ilfoglio.it, ma lo trovate dappertutto, naturalmente. Io vi cito il foglio perché a corredo di questo manifesto ci sono una serie di altri articoli di commento piuttosto interessanti, ma vediamo proprio il contenuto di questo manifesto. Ce lo chiedono spesso, ha scritto la società Palantir su X, ed ecco a voi
come vediamo noi la Repubblica tecnologica, il futuro politico in chiave tecnologica e di intelligenza artificiale. Siccome ce lo chiedono, pubblichiamo il manifesto. Sono 22 punti. Il manifesto è tratto peraltro dal libro pubblicato da uno dei fondatori del quale parlavamo poco fa, Alex Karp, quello che ha votato Kamala Harris, e da Nicolas Zamiska. Questo libro è già uscito anche in italiano. È stato pubblicato in Italia dalla Silvio Berlusconi Editore. I 22 punti sono i seguenti. Punto 1, scrive Palantir nel manifesto, perché ce lo chiedono spesso e questa è la Repubblica Tecnologica secondo noi. Punto primo, la Silicon Valley ha un debito morale nei confronti del paese, gli Stati Uniti, che ha reso possibile la sua crescita. L'elite ingegneristica della Silicon Valley ha l'obbligo di partecipare alla difesa della nazione, americana in questo caso statunitense. Secondo, punto 2, dobbiamo ribellarci alla tirannia delle app. L'iPhone è davvero il nostro più grande, se non il massimo risultato creativo come civiltà? Questo oggetto ha cambiato le nostre vite, ma potrebbe anche limitare e comprimere il nostro senso del possibile. Terzo punto, la posta elettronica gratuita non basta. La decadenza di una cultura o di una civiltà e della sua classe dirigente sarà perdonata solo se quella cultura sarà in grado di garantire crescita economica e sicurezza per la collettività. 4. I limiti del soft power, della retorica altisonante fine a se stessa, sono stati smascherati. La capacità delle società libere e democratiche di prevalere richiede qualcosa di più del semplice appello morale, cioè il soft power, il potere leggero. Richiede hard power, cioè un potere duro, e in questo secolo l'hard power sarà costruito sul software. Quinto punto, la domanda non è se verranno costruite armi basate sull'intelligenza artificiale, ma chi le costruirà e per quale scopo. I nostri avversari non si fermeranno a indugiare in dibattiti teatrali sui meriti dello sviluppo di tecnologie con applicazioni militari e di sicurezza nazionale decisive. I nostri avversari avanzeranno su questa strada. 6. Punto 6. Il servizio nazionale dovrebbe essere un dovere universale. Dovremmo, come società, considerare seriamente l'abbandono di un esercito interamente volontario e combattere la prossima guerra solo se tutti ne condividono il rischio e il costo. Quindi non un esercito professionale volontario, ma tutti in guerra a condividere il rischio e il costo tramite gli sviluppi del software. Settimo punto, se un marine americano chiede un fucile migliore, dobbiamo costruirglielo e lo stesso vale per il software. Dovremmo essere in grado, come paese, di portare avanti un dibattito sull'opportunità di interventi militari all'estero, rimanendo al contempo incrollabili nel sostegno a coloro che abbiamo mandato a rischiare la vita. 8.8. I funzionari pubblici non devono essere i nostri sacerdoti. Qualsiasi azienda che retribuisse i propri dipendenti, come fa il governo federale con i suoi, faticherebbe a sopravvivere. Punto 9. Dovremmo mostrare molto più rispetto verso chi si è esposto alla vita pubblica. L'azzeramento di qualsiasi spazio per il perdono, il rifiuto di qualsiasi tolleranza per le complessità e le contraddizioni della psiche umana, potrebbe lasciarci con una classe dirigente di cui finiremo per pentirci. Più rispetto verso chi si espone alla vita pubblica. 10. Punto numero 10. La psicologizzazione della politica moderna ci sta portando fuori strada. Chi cerca nell'arena politica nutrimento per la propria anima e il proprio senso di sé, chi si affida troppo al fatto che la sua vita interiore trovi espressione in persone che potrebbe non incontrare mai, resterà deluso. Quindi no alla psicologizzazione della politica moderna. 11.11. La nostra società è diventata troppo ansiosa di affrettarsi e spesso si compiace della caduta dei propri nemici. La sconfitta di un avversario è un momento in cui fermarsi, non esultare. 12. L'era atomica sta finendo. Un'epoca della deterrenza, quella atomica, si sta concludendo. Sta per iniziare una nuova era della deterrenza costruita sull'intelligenza artificiale. Punto 13.
Nessun altro paese nella storia del mondo ha fatto avanzare i valori progressisti più di questo, cioè gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono tutt'altro che perfetti, ma è facile dimenticare quante più opportunità esistano in questo paese, cioè negli Stati Uniti, per chi non appartiene alle elite ereditarie rispetto a qualsiasi altra nazione sul pianeta. Punto 14. Il potere americano ha reso possibile una pace straordinariamente lunga. Troppi hanno dimenticato o forse danno per scontato che quasi un secolo di pace, nella sua forma imperfetta, ha prevalso nel mondo senza conflitti militari tra grandi potenze. Almeno 3 generazioni, miliardi di persone e i loro figli, ora nipoti, non hanno mai conosciuto una guerra mondiale. Il concetto di guerra torna costantemente. Punto 15, la neutralizzazione, sarebbe la castrazione propriamente post-bellica di Germania e Giappone, deve essere superata. Il disarmo della Germania fu una correzione eccessiva, di cui l'Europa sta ora pagando il prezzo. Un analogo e assai teatrale impegno al pacifismo del Giappone, se mantenuto, minaccerà anch'esso di alterare l'equilibrio di potere in Asia, cioè riarmiamo Germania e Giappone. Punto 16. Dovremmo applaudire chi tenta di costruire laddove il mercato ha fallito. La cultura quasi deride l'interesse di Elon Musk per le grandi narrazioni, come se i miliardari dovessero semplicemente restare nel loro ruolo di arricchirsi. Qualsiasi curiosità o genuino interesse per il valore di ciò che ha creato viene sostanzialmente liquidato, o forse, si parla sempre di Musk, si nasconde sotto un sottile velo di disprezzo. Punto 17. La Silicon Valley deve svolgere un ruolo nel contrasto alla criminalità violenta. Molti politici negli Stati Uniti hanno sostanzialmente alzato le mani di fronte alla criminalità violenta, abbandonando qualsiasi serio tentativo di affrontare il problema o di assumersi i rischi con i propri elettori o finanziatori nel cercare soluzioni e sperimentazioni in quella che dovrebbe essere una corsa disperata a salvare vite, cioè le nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale per il contrasto alla criminalità violenta, tipo in Cina sostanzialmente già lo fanno. 18. La spietata esposizione della vita privata dei personaggi pubblici allontana troppi talenti dal servizio pubblico. L'arena pubblica, con i suoi attacchi superficiali e meschini a chi osa fare qualcosa di diverso dall'arricchirsi, l'arena pubblica è diventata così implacabile che alla nostra Repubblica resta una folta schiera di figure inefficaci e vuote, la cui ambizione si potrebbe anche perdonare se vi fosse dentro una qualche autentica struttura di valori. Punto 19. La prudenza nella vita pubblica che involontariamente incoraggiamo è corrosiva. Chi non dice mai nulla di sbagliato, spesso non dice nulla di significativo. 20. L'intolleranza pervasiva verso la credenza religiosa in certi ambienti va contrastata. L'intolleranza delle elite verso la fede religiosa è forse uno dei segnali più eloquenti del fatto che il suo progetto politico costituisce un movimento intellettuale meno aperto di quanto molti al suo interno vorrebbero far credere. Più spazio per le credenze religiose. 21esimo punto. Alcune culture hanno prodotto progressi fondamentali, altre rimangono disfunzionali e regressive. Tutte le culture sono ora uguali. Le critiche e i giudizi di valore sono vietati. Eppure, questo nuovo dogma passa sotto silenzio il fatto che certe culture e anche certe sottoculture hanno prodotto meraviglie, altre si sono dimostrate mediocri, peggio ancora regressive e dannose. Punto finale, punto 22, dobbiamo resistere, chiedo scusa, dobbiamo resistere alla superficiale tentazione di un pluralismo vuoto e privo di contenuto. Noi in America e più in generale in Occidente abbiamo resistito per mezzo secolo al definire le culture nazionali in nome dell'inclusività, ma inclusione in cosa? E questi sono i 22 punti del manifesto tecnologico o per una repubblica tecnologica e per il contributo della Silicon Valley, tra virgolette,
alla Repubblica, alla politica. Al centro di questo manifesto appunto l'idea che la Silicon Valley abbia un dovere morale verso lo Stato che ne ha reso possibile la crescita e quindi il coinvolgimento diretto anche nella difesa nazionale, nella guerra, eccetera. Vi segnalo il commento di Pierluigi Pisa su Repubblica, ma anche quello molto interessante di Filippo Lubrano su Il Foglio, ilfoglio.it. Se cercate il titolo appunto dei 22 punti, il manifesto in 22 punti della Repubblica Tecnologica di Palantir, questo è il titolo di ilfoglio.it, intorno ci sono una serie di altri articoli, tra i quali vi segnalo appunto quello di commento a questi 22 punti di Filippo Lubrano. Ecco qui la Repubblica Tecnologica di Karp, uno dei fondatori, Alex Karp, di Palantir, il guerriero progressista che vuole riarmare l'asse tedesco-giapponese, l'asse che rievoca tempi brutti della seconda guerra mondiale. Comunque dal ripristino dell'asse militare tedesco-giapponese al ruolo dell'intelligenza artificiale come arma di deterrenza, dalle derive suprematiste alla chiamata alle armi della Silicon Valley. I 22 punti del Chief Executive Officer di Palantir sono un viaggio in un futuro distopico presentato come un'anarchia liberal religiosa. Il commento di Filippo Lubrano ve lo segnalo perché mette in luce quelli che possono essere gli aspetti anche più inquietanti per certi versi di questo manifesto. Il punto 15 è quello più nitido, cioè il fatto di riarmare Germania e Giappone, il ripristino dell'asse militare tedesco-giapponese, la riapertura concettuale di una partnership militare che il mondo ha impiegato decenni a smantellare. Invece il ripristino dell'asse tedesco-giapponese è presentato come un atto di razionalità strategica. E poi evidenzia ancora Filippo Lubrano il punto 12, l'era della deterrenza nucleare è finita, si passa adesso all'era della deterrenza basata sull'intelligenza artificiale. Comunque, a proposito di intelligenza artificiale, vi segnalo invece, andiamo un po' di corsa perché sono già le 10:48, comunque vi segnalo rapidamente il quotidiano Sanità, quotidianosanità.it, che si occupa, in un interessante articolo di primo piano, della questione dell'intelligenza artificiale in sanità. L'Europa accelera sull'uso dell'intelligenza artificiale nella sanità e l'Italia è tra i paesi più attivi, ma formazione e governance restano le vere sfide. C'è un primo rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dedicato ai 27 paesi dell'Unione Europea che fotografa questa questione dell'intelligenza artificiale nei sistemi sanitari, diagnostica assistita, chatbot, nuove regole comuni. L'Italia è tra i paesi più dinamici sulla strategia, le linee etiche e gli investimenti, ma il nodo resta trasformare la sperimentazione in capacità diffusa, competenze professionali e fiducia pubblica. Quel che è certo è che l'intelligenza artificiale, scrive il quotidiano sanità.it, non è più una promessa lontana per la sanità. L'intelligenza artificiale è già entrata negli ospedali, nei percorsi diagnostici, nei servizi ai pazienti e nelle scelte di governance. Il nuovo rapporto dell'Organizzazione Mondiale Sanità per l'Europa è il primo studio sul livello di preparazione dei 27 Stati membri dell'Unione Europea e racconta una trasformazione rapida e già diffusa, spinta dall'obiettivo di migliorare l'assistenza ai pazienti. Ve lo potete poi scorrere, io ve lo segnalo soltanto, comunque si tratta di un focus, quello dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sull'Europa, dedicato all'attuale applicazione dell'intelligenza artificiale. Quasi 3/4 dei paesi dell'Unione Europea, il 74%, dichiarano di utilizzare già strumenti di diagnostica assistita dall'intelligenza artificiale. Il 63% impiega piattaforme di conversazione o chatbot per l'assistenza ai pazienti. Si tratta di due ambiti nei quali l'adozione dell'intelligenza artificiale oggi è già molto avanzata. Una questione invece molto antica, tra virgolette, in tema di sanità, la affronta il sito truenumbers.it. Si tratta di un tesoro, qui siamo in Italia, di un tesoro da 4 miliardi e mezzo di euro non speso. Ospedali negati, spesa sanitaria che va a due velocità. Questo però è un classico. La Campania al 30%, la Lombardia all'88%. E scrive truenumbers.it, la crisi della sanità italiana non si vede solo tra le corsie degli ospedali o nei mesi di attesa per un esame. C'è un'emorragia di risorse più silenziosa, fatta di progetti, immobili, autorizzazioni
che si dissolvono nel tempo. Secondo il rapporto 2025 della Ragioneria Generale dello Stato, aggiornato ai dati del 31 dicembre 2024, dal 1988 a oggi sono stati messi in campo 35 miliardi e 166 milioni di euro per costruire ospedali, rinnovare reparti e portare tecnologia nel sistema sanitario pubblico. Ma una parte consistente di queste risorse, per almeno 4 miliardi e mezzo, non si è mai tradotta in opere concrete. Il sistema, insomma, assomiglia a una rete idrica ridotta a colabrodo. I fondi entrano, ma lungo la filiera si disperdono. Dei circa 21 miliardi e mezzo di euro programmati negli accordi di programma, il 79% si trasforma in finanziamenti concreti, il 21% rimane lettera morta. Oltre 4 miliardi e mezzo restano bloccati tra verifiche, accordi e passaggi amministrativi. Una cifra che, considerando che un ospedale costa tra 150 e 300 milioni, potrebbe tradursi in decine di nuovi ospedali, per esempio. Il problema non è quello delle risorse, ma del funzionamento. I fondi si fermano prima ancora di arrivare ai cantieri. Il risultato, scrive TrueNumbers.it, è uno scarto evidente tra ciò che è disponibile e ciò che si realizza, mentre sul territorio restano bisogni concreti, nuovi reparti, strutture più moderne, servizi più accessibili che quei fondi avrebbero potuto soddisfare. Per quanto riguarda poi la questione della spesa e dell'efficacia della spesa, abbiamo il solito problema. In alcune regioni la spesa si inceppa molto prima che in altre, Campania, Sicilia, Calabria. In alcune regioni invece il meccanismo funziona. Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, provincia autonoma di Trento e provincia autonoma di Bolzano, che raggiungono il 100% degli interventi ammessi a finanziamento. Questo però è un dato tipico della sanità italiana. Infine, l'ultimo argomento, questo è un argomento curioso, interessante, ma che spiega anche, e penso dovrebbe essere uno degli argomenti anche centrali per la prossima campagna elettorale per un'importante città, la città di Milano. Su rivistastudio.com viene messo in home page un articolo del Financial Times secondo il quale la crisi abitativa di Milano ormai è più grave anche di quella di Londra. Gli architetti e i fotografi, scrive Rivista Studio, descrivono spesso Milano come città che introietta la sua bellezza, cioè nasconde i suoi tesori dietro i portoni, nei cortili dei palazzi signorili, nei dettagli delle case di ringhiera. Almeno un tempo era così, quando nel dopoguerra e durante il boom economico la città è stata ricostruita con una finalità: ospitare le famiglie borghesi, ma anche la classe media e quella operaia. Tutte le classi sociali erano accomunate dall'opera di grandi architetti che hanno lavorato per creare case e palazzi di comunità funzionali, razionali, belli. Le case di ringhiera sono nate con queste finalità e sono diventate parte dell'identità cittadina milanese. La bellezza delle case di ringhiera è ancora visibile, ma è diventata una commodity, un bene fruibile dai lavoratori che sognano di trovar casa in città tramite caroselli di foto su Instagram. Se ne sono accorti anche all'estero. Infatti il Financial Times ha dedicato un lunghissimo approfondimento su come Milano, città un tempo pianificata per ospitare tutti i suoi abitanti in case comode e belle, ormai sia più inaccessibile di Londra per chi non è ricco. E questa questione dovrebbe essere centrale per la prossima campagna elettorale, perché non trattasi né di destra né di sinistra, come va di moda dire. Il rapporto tra reddito personale e prezzi immobiliari a Milano è ora peggiore di quello di Londra, metropoli famigerata per i suoi alti costi in fatto di case e affitti. Secondo il Financial Times, a cambiare quella che è definita la città più europea d'Italia, cioè Milano, è stata la crescente desiderabilità di Milano come meta turistica e poi abitativa. I post-Expo, i post-Brexit, la post-pandemia hanno fatto lievitare il costo di mutui e affitti. I prezzi delle case a Milano sono saliti del 57% nell'ultimo decennio, gli affitti sono saliti di oltre il 70%, spingendo i milanesi fuori dalla loro città, alla ricerca di case che si stanno facendo sempre più care anche in periferia e in provincia. Insomma, nel giro di una generazione, nota il Financial Times, le case di ringhiera milanesi si sono svuotate di famiglie locali e lavoratori a reddito medio-basso, rimanendo immutate e popolari, tra virgolette, soltanto all'esterno.
All'interno più appartamenti sono stati uniti in senso verticale o orizzontale, sono state create abitazioni di lusso al posto delle vecchie case popolari. Appartamenti carissimi e inaccessibili ai più, ma comunque più abbordabili dell'alternativa milionaria di nuovi grattacieli che sono spuntati nel cuore finanziario della città di Milano. Un cambiamento così profondo che chi, come il fotografo Virgilio Carnisio, ha passato la vita a fotografare Milano e le sue case, adesso vede queste case appunto come bellissimi gusci vuoti. Nella lunga intervista al fotografo che apre il racconto del Financial Times, Carnisio spiega di non apprezzare neanche i cortili coperti di piante che abbelliscono quelle che sono diventate le case dei ricchi a Milano. Una volta spogli o popolati da piccole officine e negozi di quartiere, erano più onesti e più gentili, dice il fotografo. L'articolo lo trovate appunto sul sito del Financial Times, ft.com, ed è un bellissimo articolo, devo dire, una bellissima inchiesta firmata da Marianna Giusti, pubblicata il 18 aprile, qualche giorno fa. Vuoi una birra? Sono seduto di fronte a un ottantenne milanese nel suo appartamento di San Siro, tappezzato di fotografie, scrive Marianna Giusti. Sono le 10:40. La badante esce dalla cucina con una bottiglia di Peroni da 75 cl ghiacciata in mano, indossando una maglietta bianca con la scritta I love Papa Francesco. Sbuffa in segno di disapprovazione e ci riempie i bicchieri. Lui sembra compiaciuto. Nella stanza un forte, inspiegabile odore di incenso. Virgilio Carnisio, ex studente del Politecnico, fotografo di strada, che considera la distruzione dei quartieri medievali di Milano a fine Ottocento un sanguinoso omicidio. Carnisio, che è il soggetto da cui parte questo bellissimo reportage su Milano, sul Financial Times, Virgilio Carnisio ha dedicato la vita a immortalare la città di Milano, la sua città, di cui snocciola la topografia dettagliata mentre beviamo la Peroni del mattino. Ha sempre apprezzato un buon drink. Da giovane fotografo frequentava i bar milanesi e si concedeva il bianchino mattutino, un vino bianco leggero per ingannare il tempo in attesa della luce giusta. Amava l'atmosfera conviviale e chiacchierona dei bar. Parlavamo di tutto, perfino della luna, insomma, eravamo un po' fuori di testa. I tavoli da gioco fumosi e il modo in cui attiravano personaggi di ogni genere. La cultura di strada è importante, dice Virgilio Carnisio, sorseggiando la birra. I miei nipoti vanno a sciare, vanno al mare, ma non conoscono affatto Milano. Carnisio nacque nel 1938 in via Sardegna a Milano. Ci sono tra l'altro delle foto bellissime che ha fatto Carnisio e che fanno da corredo appunto fotografico del pezzo del Financial Times. Via Sardegna è una strada borghese, non ancora completamente urbanizzata nel 1938, non lontano da prati, campi di grano e dal fiume Olona, oggi interrato. Carnisio ricorda di averne mangiati pesciolini fritti. Divenne fotografo dopo una breve carriera come agente assicurativo contro il volere del padre. L'opposizione fu vana. Il giovane Carnisio appese alla parete della sua camera da letto una grande mappa di Milano, segnando con delle puntine i luoghi che aveva fotografato, quelli che voleva visitare in seguito e assicurandosi di tornare nelle strade che non aveva immortalato con la giusta luce. La sua missione, dice, era quella di spazzare la città come una coperta. Carnisio ha visto tutto: le piazze devastate dalla guerra degli anni 40, la frenesia edilizia degli anni 50, l'era della Fiat 500, il secondo boom economico degli anni 80, che ha inaugurato l'apice post-industriale della città, trasformandola in un fiorente centro di moda e design. Il pezzo prosegue, noi dobbiamo però fermarci, ve lo segnalo sul Financial Times e sul sito ft.com. Il titolo in inglese in base al quale potete trovarlo è The Soul of the Great Milanese Apartment, l'anima dei grandi appartamenti, dei grandi immobili milanesi. The Soul of the Great Milanese Apartment, il pezzo di Marianna Giusti, che in sintesi ci dice appunto che Milano è diventata più inaccessibile di Londra per chi non è ricco, attraverso questo un viaggio iniziale con il fotografo Virgilio Carnisio, milanese. Con questo ci salutiamo, buona prosecuzione di ascolto a tutti da Giulio Cainarca.